È stato certamente un giovedì indimenticabile quello vissuto ieri da un'anziana coppia di trevigiani. Lui settantenne e lei 65enne stavano transitando lungo la tangenziale verso paese. La loro Mercedes procedeva lentamente con qualche incertezza che non è certo passata inosservata ad una pattuglia della polizia locale che ha fermato il veicolo e a seguire ha prima chiesto i documenti e poi è proceduto all'alcol test. Alla prima richiesta il settantenne ha risposto che non li aveva perché la patente gli era stata ritirata qualche mese fa, mentre il secondo ha confermato con un tasso alcolico 3 volte superiore al normale che prima di mettersi alla guida l'uomo era passato al bar degli amici, uscendone solo dopo aver bevuto ben 5 bicchieri di vino. A quel punto è scattato il sequestro e la confisca della Mercedes della moglie, che in quanto a bordo è risultata complice dei reati per i quali tra l'altro dovrà rispondere in procura. Storia conclusa? Nemmeno per idea, visto che nel pomeriggio tutto si è ripetuto sotto la chiesa di San Giuseppe. Il settantenne è stato fermato questa volta da solo al volante dell'appunto, sempre della moglie, e questa volta con un tasso alcolico nel sangue ben 4 volte superiore al consentito. Stesso copione del mattino, salvo per l'auto, che non essendoci la legittima proprietaria non è stata sequestrata. C'è da chiedersi cosa avrà detto la consorte la sera a cena, facendo il bilancio di una giornata che difficilmente dimenticheranno, se non altro per gli appuntamenti in tribunale previsti per i prossimi mesi.